La lunga presenza dell'anticiclone ha fatto calare un po' su tutta la nostra penisola una campana di vetro invisibile, ma che di fatto blocca le masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera, prossimi al suolo, e soprattutto questo in pianura padana. Una campana di vetro che imprigiona l'aria, che di giorno in giorno si riscalda e si carica di umidità, sempre di più. Questa è la spiegazione scientifica dell'ondata di caldo. I risultati tangibili sono un'afa opprimente, con temperature che in alcuni casi sono fino a 10 gradi più alte rispetto alla media. Cifre che ricordano il grande caldo dell'estate 2003. Io ricordo che quella fu veramente da record storico, in quanto avemmo giugno, luglio e agosto, quindi quasi 100 giorni, in cui le massime raggiunsero sempre e superarono di molto i 30 gradi, fino ad arrivare al massimo storico dei primi di agosto sulle nostre zone con oltre 40 gradi. E se l'ondata di caldo attuale non ha ancora i numeri da record del 2003, siamo sulla strada giusta. Il picco è previsto per giovedì o venerdì, quando il termometro toccherà i 38 gradi e in alcune zone sfiorerà i 40. Situazione che nel complesso non è destinata a cambiare di molto, almeno nei prossimi giorni. Questa massa d'aria che ristagna su di noi per ora non va a confluire, non viene attaccata tra virgolette da aria più instabile, più fresca da nord, quindi non si verifica quel mix che darebbe vita a temporali anche intensi, quindi non ci sono questi problemi per le prossime ore. Qualche temporale sarà possibile sui rilievi, per un cambiamento, e lì sarà pericoloso, dovremo aspettare a metà della prossima settimana, quando si infiltrerà qualcosa di instabile e potrebbero esserci dei temporali.